Bene, vogliamo insieme condividere un passo della parola, che, così come lo troviamo scritto in Giovanni, capitolo 18, leggeremo dal verso 15 fino al verso 27. Giovanni, capitolo 18, dal verso 15 fino al verso 27. Gloria a Dio. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Dio benedica la sua parola. Amen. Al nostro cuore. Ci alziamo in piedi perché vogliamo onorare la parola del Signore. Alleluia. Inizio a leggere. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ma Pietro stava di fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva, portinaia, dunque, disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano là a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così risponde al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho visto nel giardino con lui?» Pietro lo negò di nuovo e subito il gallo cantò. Vogliamo accomodarci, gloria a Dio, accomodatevi. Alleluia. Abbiamo letto di un episodio sicuramente triste, no? Gesù arrestato, sappiamo quello che poi è accaduto. Prima va dal sommo sacerdote, da Anna, poi va da Caiafa, viene passato di qua e di là perché nessuno osava prendere una decisione, finché poi Pilato prese la decisione, spinto dal popolo. Ma mi preme, ho in cuore, di vedere insieme a voi questo apostolo Pietro, che entra in una crisi spirituale, no? Rinnega per 3 volte Gesù. Ed è lo stesso discepolo, Pietro, che poco prima gli aveva detto: «Signore, io darò la mia vita per te». Se leggiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 38, ci accorgiamo e comprendiamo anche il sentimento, la sincerità di Pietro, perché io credo che Pietro fosse anche sincero quando gli dice a Gesù: «Io darò la mia vita per te». Difatti così leggiamo, Giovanni 13, dal verso 36 fino al 38. Simon Pietro gli domandò al Signore, no? «Signore, dove vai?» E Gesù rispose: «Dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte.
Pietro era sincero, non avrebbe mai immaginato di comportarsi come si è comportato. Lui non lo sapeva, ma Gesù lo sapeva. Gloria a Dio, Gesù sa tutto. Alleluia, a volte le nostre parole vanno più avanti di noi, no? Alleluia, ma anche questa esperienza di Pietro ci parla di cosa? Della relazione che dobbiamo avere con Gesù, che è il nostro Maestro. Una relazione personale. Questo vuole Gesù. Non una relazione delegata alla Chiesa, perdonatemi, ma una relazione personale. Se ciascuno di noi ha una relazione personale con Gesù, quando stiamo insieme, siamo una Chiesa meravigliosa che a Gesù piace. Amen, gloria a Dio. Perché con ognuno di noi ha un rapporto. Amen. E quando stiamo insieme al nostro fratello maggiore, che è Gesù. Amen. Alla presenza del nostro Padre Celeste, che è Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Gloria a Dio, alleluia. Ma una relazione fra due individui, su cosa viene basata? Sull'amicizia, vero? È vero? Sulla riconoscenza, sulla lealtà, sulla fedeltà, sull'ubbidienza, se uno è maggiore dell'altro o no. Sicuramente il figlio è sottomesso al padre, vero? Siamo sottomessi ai nostri genitori o no? Fino a una certa età, vabbè, ma rimarranno sempre i nostri genitori, no? Amen. Gloria a Dio. Una relazione fatta di lealtà, di rispetto, di amore reciproco. E io voglio dirvi qualcosa che già sapete: Gesù ci ama. Amen. Alleluia. E ancora voglio dirvi, Gesù ci rispetta. Amen. E ancora voglio dirvi, Gesù è leale con noi. In un modo personale lui è leale, ci rispetta e ci ama. Gloria a Dio. Lui non viene mai meno su questi aspetti della relazione. In ogni aspetto della nostra relazione lui non viene mai meno. Noi possiamo venire meno verso di lui, perché siamo, posso dire, un po' Pietro. Somigliamo a Pietro tante volte. Gloria a Dio. Vedete, andavano a seguire Gesù, chissà cosa succede, erano un po' smarriti. Poi ci sono questi due discepoli, uno è Pietro, l'altro non sappiamo chi fosse, non dà nome la scrittura, ma pare che questo si tirasse Pietro, no? Vieni, andiamo a vedere cosa accadrà adesso, cosa gli fanno, cosa succederà. E Pietro stava sempre fuori. Abbiamo letto al versetto 16, ma Pietro stava di fuori, alla porta. Quando si sta fuori e non si vuole entrare dentro, è come dire un campanellino d'allarme, no? Cosa succede? Perché non vuoi stare dentro alla presenza del Signore? Cosa accade? Cosa ti sta accadendo? Vogliamo guardare noi stessi. Sapete, per essere leali con il Signore, prima dobbiamo essere leali con noi stessi. Amen. Siete d'accordo? Amen. Se siamo leali con noi stessi, allora riusciremo anche ad essere leali con il Signore. E a volte nascondiamo quello che sta accadendo nella nostra vita e nel nostro cuore. Sta avvenendo una freddezza, un gelo. Quel fuoco si sta spegnendo. Ed ecco che non c'è più il desiderio di stare dentro, ma si preferisce stare fuori. E questo era l'inizio. Vedete, Pietro stava fuori, poi in qualche modo fu fatto entrare, dai, entra. Trova delle persone con un fuoco acceso che sparlavano di Gesù. E lui si trova lì e decide di scaldarsi con quelle persone dal freddo che c'era. Ma non solo c'era freddo climatico, c'era freddo nel suo cuore. E quel fuoco acceso da quelle persone non lo ha aiutato affatto.
Era lì, qualcuno lo riconosce. Ma tu non sei uno dei suoi discepoli? Lo vedevano, perché vedevano Gesù che era seguito dai suoi discepoli. No, non lo sono. Nega, rinnega. E così per altre 2 volte, no? No, non lo sono, non sono io. Per 3 volte succede quello che Gesù gli aveva detto. Tu dai la vita tua per me, ma tu mi rinnegherai. Prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai 3 volte. È accaduto. E poi il gallo canta, lui va via, scappa. Gloria a Dio. Rinnegare il Signore non è solo quando qualcuno ti dice ma sei evangelico. Frequenti la chiesa evangelica, dire perché ti vergogni? No, non sono io, non vado in chiesa, no. C'è chi lo fa. Non è solo questo rinnegare il Signore. Rinnegare il Signore è anche quando sai di fare qualcosa che Gesù non approva e tu lo fai. Quello è rinnegare il Signore. E Dio ci aiuti. Alleluia. Grazie a Dio. Grazie per il suo amore, che ci comprende e vuole darci sempre opportunità per tornare a Lui. Alleluia. Che ne dite? Siete d'accordo? Amen. Quante opportunità il Signore ha dato a me? Tante. E se sono qui non è perché sono stato bravo, sapete? Dopo tanti anni di fede posso dire il Signore è stato fedele. Amen. Non ha voluto che io mi perdessi. E così il Signore non vuole che nessuno si perda. Amen. Ma vuole dare sempre le opportunità, così come ha dato l'opportunità ancora a Pietro di ravvedersi, tornare a Lui senza giudicarlo, senza additargli e accusandolo. Ma te l'ho detto io e tu mi rinnegavi, hai visto? Lo hai fatto? No. Poi leggeremo un passo della parola quando Gesù incontra di nuovo Pietro faccia a faccia e lo guarda negli occhi. Che bello. Il Signore ama la sincerità. Amen. E noi vogliamo essere sinceri. Amen. Perché i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Questo fuoco non ha giovato a Pietro perché era un fuoco acceso da uomini. Invece c'è un altro fuoco acceso da Gesù, quello sì che è di utilità per l'anima nostra. Alleluia. Tante volte quando sentiamo questo freddo interiore inganniamo noi stessi, allora troviamo qualcuno che magari può farci stare bene, qualche occasione, ma nessun uomo, nessuna occasione, nessuna organizzazione è capace di scaldare il gelo che c'è nel tuo cuore. Solo il fuoco che Gesù accende può darti quel calore di cui hai bisogno dentro di te. Alleluia. Archiviamo questo episodio, poi la storia va avanti. Gesù viene arrestato, crocifisso, muore e risorge. È vero? Alleluia, Gesù è risorto. Amen? E poi appare. Perché non vuole lasciare i suoi discepoli nella confusione, no? Alleluia, Gesù appare, prima appare a Maria Maddalena, ricordate? Vado ad annunciare ai miei fratelli che li raggiungerò a Gerusalemme, io mi farò vedere da loro. Amen? Maria Maddalena va e racconta. E i discepoli erano riuniti, prima non c'era Tommaso, poi venne Tommaso e videro Gesù. Ma non c'era neanche Pietro, perché Pietro insieme agli altri pescatori nel frattempo era tornato a fare il mestiere che faceva prima, il pescatore. Alleluia. Vogliamo leggere Giovanni capitolo 21, no? Che ci porta poi a questo punto della storia. Passano i giorni, 3 giorni, no? Il terzo giorno Gesù è risuscitato e abbiamo visto la prima volta appare a Maria Maddalena, vi ho riassunto, poi appare ai discepoli che erano riuniti insieme e questa è la terza apparizione e appare a Pietro e agli altri discepoli
che pescavano insieme, erano tornati a pescare. Giovanni capitolo 21, leggiamo così: dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo e 2 altri suoi discepoli erano insieme. Notate, erano insieme. Amen. Sottolineiamo, erano insieme. Amen. Quando si sta insieme c'è una benedizione speciale che non puoi avere quando stai da solo. Amen? Amen. Qualcuno mi dirà, ma anche da solo il Signore mi benedice? Sì, c'è una benedizione per chi è solo, c'è una benedizione anche per chi si raduna insieme. Amen. Non sotto io voglio tutta la benedizione, sia quando sono solo che quando sono insieme ai miei fratelli. Quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio dimorino insieme, perché lì il Signore ha stabilito che ci sia la benedizione e la vita in eterno. C'è una benedizione speciale quando stiamo insieme. E voglia il Signore che amiamo stare insieme, che non trascuriamo la comune adunanza. Gloria a Dio, perché così lodiamo il suo nome. Amen? Amen. Ci edifichiamo e ci incoraggiamo e l'opera di Dio va avanti. Alleluia. Quindi erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete voi del pesce? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse il camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Vedete quanto rispetto avesse per il maestro? Uno può dire: vabbè, è un uomo come me, no? È il Signore. Si vergognava perché era nudo, si gettò in fondo al mare. Aveva ancora comunque rispetto per il Signore. Alleluia. E poi, se notate, c'è come un ricordo della chiamata. Aveva chiamato i suoi primi discepoli, dei pescatori, fra cui c'era Pietro. Vi ricordate la prima volta la chiamata? Dopo tanto tempo si ritrovano, come dire, alle origini, no? C'è un rinnovo della chiamata. Perché quando il Signore chiama, non ci chiama per un tempo, ci chiama a servirlo per tutta la vita. Amen. 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 Alleluia. Giovanni si accorge che quell'uomo era Gesù, è il Maestro, è il Signore. Gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti, avevano bisogno di aiuto per trarre la rete con i pesci, era una rete pesante. Appena scesero a terra, videro là della brace, un fuoco acceso. Questo fuoco era stato acceso non dagli uomini, ma da Gesù. Gloria a Dio. Amen. E Gesù aveva preparato per questi suoi discepoli del cibo. Aveva acceso un fuoco, aveva preso dei pesci. Dove li ha presi questi pesci non lo so. So che lui è il creatore. Può prendere ciò che vuole, perché lui ha creato anche i pesci. Gloria a Dio. Ha preso dei pesci, li ha arrostiti. Venite, riposate, mangiate, state a questo fuoco, vicini a questo fuoco. Vedete, Pietro stava a quel fuoco
e non è successo nulla, non è stato ristabilito, quel freddo interiore, quel peso, quella colpa era sempre dentro di lui, ma questa volta c'è un altro fuoco e si trova vicino a questo fuoco a scaldarsi. Amen. Alleluia, amen. Mangiarono, alleluia, portate qui dei pesci che avete preso ora. Alleluia, Simon Pietro quindi montò nella barca, tirò a terra la rete era piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane, lo diede loro e così anche il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E poi dal versetto 15 leggiamo l'incontro fra Pietro e Gesù, perché comunque la questione non era stata risolta fino a quel momento. Gesù crea l'occasione, l'opportunità, perché desidera riabilitare il suo discepolo. Amen. Amen. Non poteva lasciare il suo discepolo con quel senso di colpa, perché Gesù è colui che perdona. Amen. È il perdono fatto in carne in quel momento e ancora oggi è il perdono per la nostra vita e per i nostri errori. Continua il Signore sempre a riabilitarci, non so voi, ma con me fa così. Non vuole lasciarci andare, non vuole perderci, così come non voleva perdere Pietro. Sapete, nel mondo siamo uno qualsiasi, ma non così per Gesù. Pietro si è perso, ma ne cerca un altro. Ci sarà un altro che vorrà fare come Pietro, no? Ma lui aveva scelto Pietro, lo aveva chiamato. Alleluia, e non lo lasciava andare, non lo poteva lasciarlo andare perché Gesù ti ama, Gesù ci ama, amen. Alleluia, e quindi restano faccia a faccia. Gesù lo guarda negli occhi, è bella questa storia. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene. Notate, mi ami più di tutti questi, perché tu hai dato la mia vita, dovevi dare la mia vita, la tua vita per me, mi ami più degli altri? Signore, tu sai che io ti voglio bene, ma amare e voler bene è diverso. Siete d'accordo? Lì in quel momento Pietro ha capito che nonostante i buoni propositi, forse non era in grado di dare la propria vita per il Signore. Anche se poi sappiamo che ha dato la sua vita per il Signore. Ma è buono non far parlare prima le parole, vogliamo vivere quello che vogliamo dire con le parole, amen. Vogliamo veramente essere decisi quando ci sarà il momento. Gloria a Dio. Amen. Mi ami più di questi? Signore, tu sai che io ti voglio bene. Per la seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami tu? Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Pastura le mie pecore, la prima volta poi pasci le mie pecore. E per la terza volta, Simone di Giovanni, questa volta gli dice, mi ami, mi vuoi bene? Quanto è buono il Signore. Gesù sa che non possiamo mai amarlo come Lui ci ama. E si accontenta anche di volergli bene. Ma vogliamo amare il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo amare Dio con tutto noi stessi. Amen. E Pietro fu rattristato che per la terza volta gli dice, mi vuoi bene? E allora gli risponde, Signore, tu sai ogni cosa. Che ti posso dire? Tu sai ogni cosa, perché ha toccato con mano. Che il Signore sapeva già che lo avrebbe rinnegato. Signore, tu sai ogni cosa. Perché per 3 volte gli fa la stessa domanda a Gesù? Perché 3 volte aveva
rinnegato il maestro. Se fossero state 4, ci sarebbero state 4 domande, perché ogni volta il Signore ti dà un'opportunità. Amen. Questo è importante che lo comprendiamo. Da quel momento Pietro viene riabilitato. Gloria al Signore. Amen. E noi sappiamo che poi diventa uno dei punti di riferimento, no? Della Chiesa, del cristianesimo, anche Paolo, alleluia. Ma Pietro era rimasto uno di quelli che erano nati, no? Per fede, nella fede con Gesù, quindi un punto di riferimento è rimasto. E gloria a Dio, perché il Signore non guarda alle nostre debolezze, ma è Lui che è forte in noi. Siete d'accordo con questa affermazione? Alleluia. E grazie al Signore perché ci ama così come siamo. E grazie a Dio perché ci mantiene fermi nelle sue vie. Però se noi siamo disposti, in qualche modo Pietro credo fosse disposto a tornare ai piedi del Signore, perché forse non aspettava altro. Gli è stata data un'opportunità, non se l'è lasciata sfuggire. Gloria a Dio, Che bello. Che bello quando cogliamo le opportunità. Che Dio ci benedica. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore. Alleluia.